Una vera e propria organizzazione strutturata e verticistica che parte dalle direttive dei BOS, un gruppo di cittadini albanesi con base a Rotterdam, in Olanda, per poi diramarsi attraverso una rete di corrieri che dai Paesi Bassi raggiungevano l'Italia, il Friuli Venezia Giulia e poi ripartivano la droga nelle varie regioni italiane, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna. Le indagini svolte dalle squadre mobili delle questure di Trieste e Udine hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico, emettendo ordinanze di custodia cautelare a carico di 26 soggetti, parte dei quali all'estero, indagati a vario titolo di associazione per delinquere e detenzione a fini di spaccio di considerevoli quantità di cocaina ed eroina. I corrieri caricavano la sostanza dalla base di Rotterdam per raggiungere l'Italia. La base è in un'officina olandese a Rotterdam, all'interno della quale venivano preparate delle vetture munite di doppio fondo che venivano caricate con lo stupefacente. Dall'Olanda la macchina partiva carica di stupefacente, arrivava in Friuli, dal Friuli lo stupefacente veniva spostato da una macchina munita di doppio fondo a un'altra vettura munita di doppio fondo e da qui si partiva per la consegna nelle altre regioni italiane. Le indagini partono nel 2018, quando uno dei corrieri si è presentato alla questura di Udine per raccontare i fatti, visto che lo stesso era reduce da aspri dissapori con il sodalizio criminale per una partita di droga andata perduta. Le indagini sono partite a seguito delle propalazioni che un soggetto che si presenta con una persona di fiducia in questura Udine e sostanzialmente si lamenta del fatto che è perseguitato, in questa maniera è minacciato da parte dell'organizzazione albanese per cui lavora. In questa fase quindi racconta sommariamente qual era la sua attività e quindi quella di organizzatore di viaggi per conto di questa organizzazione albanese verso l'Italia dello stupefacente. La droga non si fermava in Friuli Venezia Giulia ma veniva solo stoccata per poi ripartire immediatamente. Una minima parte però restava sul territorio delle regioni del nord-est per alimentare le reti di spaccio locale nelle province di Trieste, Udine, Pordenone, Vicenza e Treviso. In Olanda sono stati eseguiti 2 arresti di quelli che sono considerati i boss del clan. Si stima che nel periodo dall'avvio delle indagini a oggi siano stati movimentati circa 800 kg tra cocaina ed eroina per un controvalore sul mercato di oltre 8 milioni di euro.